Buonasera a tutti. Iniziamo anche questa quarta conferenza sulla cultura e la storia veneta. Dicevo, come rappresentante dell'Associazione Culturale Lettare Alte del San Marco, ringraziamo l'amministrazione comunale di Treviso per averci dato la possibilità di offrire alla cittadinanza e a tutti coloro che arrivano a questi incontri questo ciclo di 5 giornate dove viene raccontata e dove si parla di storia e di cultura veneta. Questo è il nostro intento e questa è la nostra ragione sociale come associazione culturale. Un ciclo di incontri gratuito, aperto a tutti. Quindi noi non possiamo altro che ringraziare nuovamente l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore Silvia Bizzetto e tutti i relatori che si sono resi disponibili a partecipare a questi incontri. Oggi abbiamo con noi l'avvocato Francescon, laureato in storia, ha presentato una tesi sulla storia della Serenissima. Non mi resta altro che passare la parola all'assessore, non vorrei anticipare magari qualcosa che la riprenderà lei. Grazie per aver partecipato. Questo è il quarto appuntamento, abbiamo visto che comunque con grande soddisfazione sono stati partecipati tutti sin dal primo giorno, quindi io sono sempre alle denti perché ormai la mia vita è un po' questa, si gira da un evento all'altro, sono sempre felice di partecipare perché di associazioni ce ne sono tantissime, di proposte altrettante. Fortunatamente il nostro territorio è ricco veramente e pullula di iniziative e non sempre le sale sono così piene, con mio grande dispiacere, perché io credo che ognuno che si mette in gioco con un'associazione, con un'iniziativa culturale di altro tipo, ci mette il cuore, ci mette soprattutto il tempo e la passione, perché lo si fa a titolo gratuito. E quindi quando poi le sale non sono anche riempite dalla gente, dispiace sempre perché si sa quanto lavoro c'è dietro. Ho avuto la fortuna, e vi ringrazio per questo, in questi 4 appuntamenti su 5, di aver avuto la sala comunque così bella, ricca di persone che hanno veramente partecipato e che hanno trovato veramente interessante la proposta. Per cui il mio è un grazie che va all'associazione che ha organizzato appunto questi incontri tramite questi relatori che abbiamo avuto qui, ma soprattutto appunto l'amministrazione che grazie a loro oggi siamo in questa bellissima sala, e in primis ovviamente tutti voi, perché questo lavoro non avrebbe un senso se poi la gente non partecipasse. Per cui io inizierei. Allora, l'avvocato Francescon nel 2007, vi faccio un po' di premessa, consegue la seconda laurea appunto triennale in storia a Ca' Foscari, discutendo una tesi di storia di Venezia nel Medioevo, relatore professoressa Alessandra Rizzi contro relatore professor Gerardo Ottagli, conseguendo il voto di 110 lode. Quindi la tesi, che ha avuto ad oggetto l'atto di dedizione di Treviso a Venezia nel 1344, è stata pubblicata nel 2008 per la collana Sgresende, dell'editore Terraferma di Vicenza, con un'introduzione del professor Giuseppe Fornari, ora professore di storia della filosofia presso l'Università di Bergamo. Con questo suo lavoro egli ha portato alla luce per la prima volta documenti del Trecento che fino ad allora erano rimasti sepolti in archivi vari, presso l'Archivio di Stato di Venezia, l'Archivio di Stato di Treviso, la Biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso e la Biblioteca di Treviso, riguardante la procedura dell'edizione di Treviso a Venezia nel corso del mese di febbraio del 1344, distinta in 6 fasi, dall'ambasciata trevigiana a Venezia presso il Doge alla procedura di presa di possesso di Treviso da parte di Venezia. Il libro è stato recensito da vari autori, tra i quali Michael Knatton, ora professore di storia moderna presso l'Università di Udine, nella rivista Società e Storia, 2010, numero 127, pagina 187, e la recensione è stata inserita nel curriculum del professore. La documentazione resa pubblica da Marco Francescon è stata quindi ampiamente utilizzata da numerosi autori di libri, saggi, lauree, eccetera, successivi, tra cui quindi Gianmaria Baranini, Treviso dopo la conquista veneziana, il contesto politico istituzionale, il destino di un ceto dirigente, in Treviso la sua città nell'Italia dei comuni, atti dell'Ateneo di Treviso del convegno di studio del 3-5 dicembre del 2009,
Cerma, edizione 2010. Poi abbiamo Gian Maria Varanini, La terraferma veneta del 400 e le tendenze recenti della storiografia in 1509 e 2009. L'ombra di Agnatello, Venezia e la terraferma, edizione Ateneo Veneto 2011. Per ultimo Alessandra Rizzi, Dominante e dominanti, strumenti giuridici nell'esperienza statuale, in Il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica, identità e peculiarità, atti dell'Istituto Veneto di Scienza, lettere ed atti del 6 e 9 marzo 2013 ed Istituto Veneto del 2015. Quindi insomma io credo che possiamo veramente partire con una conferenza che ha già delle premesse che ci lasciano, credo, insomma, qui ad aspettare, ad attendere appunto di poter sentire cosa ci racconterà l'avvocato Francescona. Volevo solamente fare un altro ringraziamento, perché spesso mi dimentico, però mi tocca fare in chiusura. Ringrazio Radio Veneto 1 perché ci ha sempre accompagnato in tutti questi appuntamenti, essendo qui presente, facendo le dirette, dopo si possono rivedere anche sulla loro pagina web. E inoltre coloro che partecipano e mi seguono, che sono i nostri amici di compagnia, i nostri non assessori, in questo caso sono consiglieri comunali, quindi ringrazio Bassetto e la Tronchini che sono qui, c'era anche Zanon prima, adesso non lo vedo più. Abbiamo eccolo lì in fondo, e abbiamo anche l'assessore, che lui non ci ha mai abbandonato dalla prima puntata, anche lui, l'assessore invece di Morgano, che è assessore sempre all'istruzione, alla cultura, e quindi lo ringrazio perché la prima volta lui ci ha seguito con grande passione. Chiudo, lascio veramente adesso il momento alla persona che giustamente è quella che merita di essere ascoltata. Siamo tutti qui per lui questa sera. Grazie ancora. Anzitutto ringrazio tutti i presenti, ringrazio l'assessore, il comune. Ci sente? No. Tenga il Si sente adesso? E l'associazione che ha organizzato questo incontro. Ho letto sui giornali, mi si è consentita una brevissima premessa, le polemiche che ha suscitato l'interrogazione consigliare fatta da un membro del Consiglio Comunale. Naturalmente io non sono professore di storia. Il caso e la fatalità hanno voluto che io dovessi lavorare per vivere. Quindi faccio l'avvocato e faccio lo storico esclusivamente per passione e per diletto. Non vengo naturalmente pagato, a differenza di quello che c'è scritto sui giornali. Le mie credenziali scientifiche ve le ha appena indicate l'assessore Nizzetto, e per quanto riguarda il discorso dei venetisti mi dispiace dare una grande delusione alla Silvia, ma non sono indipendentista né venetista. Ho dedicato 15 mesi alla mia patria, che è l'Italia, e se l'Italia ha dei problemi penso che sia opportuno che li si risolvano tutti insieme. Detto questo, ripeto, non sono professore di storia, ma noi adesso facciamo un'operazione di questo genere che ci ha insegnato Martin Lutero. Facciamo un'operazione di sacerdozio universale, cioè attingiamo direttamente alla storia di Venezia, noi come veneti, come cultori, bypassiamo sacerdoti e professori universitari e ci dispensiamo reciprocamente e vicendevolmente la scienza e la cultura della nostra terra. Oggi tocca a me, un domani toccherà a qualcuno di voi. Detto questo, il compito che mi è stato assegnato, cioè l'organizzazione territoriale dello Stato Veneto, è un tema che all'inizio sembrava anche abbastanza abbordabile. In realtà è un tema assai complicato per due ordini di motivi sostanzialmente. Il primo è l'estensione nel tempo e nello spazio che il dominio di Venezia ha avuto, e quindi cosa che ha comportato il contatto di Venezia con una numerosa serie di concezioni della legittimità dell'esercizio del potere politico. Troviamo in Venezia, nei domini, comunque nei luoghi dove Venezia ha lavorato, ha esercitato la propria attività, istituti come
le crisobolle dell'imperatore bizantino o il vicariato del Sacro Romano Impero o dedizioni, quindi approvazioni provenienti dal popolo, dal basso, istituti feudali, a cui Venezia era originariamente del tutto estranea, e noi sappiamo che il feudalesimo in Europa è stato importato dai Franchi, un'invenzione franca, e Venezia, ed era completamente estranea anche al diritto romano, Venezia ha avuto occasione comunque di relazionarsi anche con questi istituti, soprattutto nel dominio da Mar dopo la quarta crociata nel 1204 e anche con riferimento alla gestione del territorio della ferma come metropolitana. E il secondo ordine di motivi è il carattere pragmatico che ebbe Venezia nel gestire, e empirico nella gestione del territorio. Entrambi questi elementi sono a loro volta derivano dal fatto che il dominio di Venezia è sostanzialmente funzionale, è sempre stato visto come funzionale alle esigenze mercantili, commerciali ed economiche di Venezia. Venezia era completamente estranea alla volontà di costituire un impero, alla volontà di eventualmente ricavare dalle terre dei sussidi, dei vantaggi di carattere dominicale, e ha costruito il proprio dominio sul stato da mare, come diremo, dello stato da terra, esclusivamente per garantirsi la sicurezza dei commerci e delle navigazioni, e comunque delle vie di comunicazione verso nell'entroterra, la Lombardia o verso la Germania del Nord. Ora, il territorio dello Stato Veneto era suddiviso dalla metà del 400 in poi in tre entità. La prima era chiamata il Dogaro, comprendeva la sottile fascia costiera che coincide con l'antico Ducato di Venezia, sostanzialmente le lagune poste tra le foci del Po e quelle dell'Isonzo. Lo Stato da Mar, che è il termine con cui la Repubblica indicava i suoi domini marittimi, l'Istria, Dalmazia, Albania Veneta, Morea, Peloponneso, Isole Ionie, Isole Egee, Candia e Cipro, Candia, Creta, Cipro, e lo Stato da terra, che venivano indicati i territori conquistati dalla Repubblica di Venezia nell'entroterra. Ora, questa ultima suddivisione tra Stato da mare e Stato da terra è una divisione di davvero che trae le origini da una questione puramente archivistica e poi si è estese per indicare appunto i domini. Fino al 1440, infatti, le deliberazioni del Senato si occupavano indistintamente di ogni problematica, e stante la crescita dello Stato da terra in quel periodo fu necessario dividere la vecchia serie in altre due, quindi fu costituita la serie degli atti del Senato da terra da quella da mare. Poi successivamente, attraverso uno slittamento semantico, poi è venuto a indicare queste due porzioni. Ora, in questa lezione non parleremo né del Dogado, cioè dell'amministrazione centrale della Costituzione, il quale si occuperà nella prossima lezione l'avvocato Fogliata, né in generale dell'attività marittima-navale. Penso che l'abbia affrontato il dottore Bellino Comuzzi, mi pare. Chiaramente laddove dovessi interessarci noi faremo riferimento a queste. In compenso però l'odierna lezione avrà ad oggetto non solo l'organizzazione di queste due porzioni, cioè dello Stato da mare e dello Stato da terra, ma anche la formazione. Quindi faremo della storia, non solo faremo una lezione sull'organizzazione, perché se io comincio a parlare dei terzieri di Negroponte piuttosto che dei rapporti del Duca di Candia con gli arconti greci precedenti, probabilmente vi fucilate all'istante e vado a trovare la nostra amica Proserpina che è qua alle nostre spalle. Quindi ho pensato che fosse opportuno suddividere in tre parti il mio intervento. Nella prima parte parlerò dello Stato da mare, diviso in storia e organizzazione. Nella seconda parte parleremo dello Stato da terra, diviso in storia e organizzazione, e poi vorrei dedicare l'ultima parte alla nostra città, a Treviso.
soprattutto al nostro territorio, e capire e vedere come è entrato nell'ambito del dominio della Serenissima e come si relazionava Venezia, soprattutto all'inizio, con la nostra città e il territorio che lo circonda. Dico subito che lo Stato d'Amar, che era sostanzialmente una rete di basi navali, come ho detto, in funzione di copertura logistica, politica, militare dell'attività economica, mercantile e marittima. Venezia, come sapete, come tutti sanno, è nata sul mare, si è sviluppata sul mare e ha esercitato un dominio contrastato, anzi molto contrastato, scusate, nel Mediterraneo, e si recava presso quelli che erano le località marittime, Siri o Costantinopoli, o addirittura all'interno del Mar Nero, si spingeva fino all'interno del Mar Azov con l'Egitto, andava in quei posti e naturalmente commerciava, comprava e portava a Venezia soprattutto spezie, seta. C'è la via delle spezie, la via della seta, che adesso è tornata di attualità. Erano tutte strade terrestri carovaniere gestite dagli arabi, che naturalmente portavano dalle Indie, dalla Cina e dagli altri paesi dove c'era il pepe, dove c'era lo zenzero, dove c'era la cannella, dove c'erano le spezie, che venivano utilizzate da Venezia non solo per motivi alimentari ma anche per motivi farmaceutici e estetici, diciamo, di utilizzo vario, e vendeva o comprava o comunque commercializzava a sua volta metalli, legname e altre cose. Naturalmente c'è anche l'argomento scabroso della schiavitù e del commercio di schiavi, però non dobbiamo dimenticare che almeno teoricamente Venezia fu il primo Stato al mondo che vietò, questo avvenne verso la fine del Novecento, il commercio e la tratta di schiavi. Per carità, fu un divieto che veniva regolarmente violato, perché si hanno notizie e studi naturalmente dell'uso di schiavi a Venezia anche in avanzato 200-300, quindi però almeno così in modo teorico questa è un'informazione che fa di Venezia sicuramente una portabandiera della civiltà nel mondo, almeno a livello di legislazione. Lo Stato da terra invece, anche questo, ripeto, era funzionale ai commerci dall'economia e si è formato nel momento in cui Venezia ha capito che le mercanzie che aveva comprato, che aveva commercializzato e aveva portato a Venezia dall'Oriente non riuscivano più a percorrere le vie fluviali, il Po, oppure le vie anche terrestri per raggiungere o la Lombardia o la Germania del Nord, a cagione del formarsi nel 300-400 di quella sorta di signorie o stati primordi di stati principeschi, quella sorta di aggregazioni delle vecchie entità comunali su cui tanto si è parlato nel passato, a partire da Francesco Ercole fino a Chittolini, e in quel periodo si è accorta Venezia, o ha percepito Venezia, che naturalmente non riusciva più a mantenere aperte queste strade attraverso un sistema che era quello dei pacta, cioè delle convenzioni che faceva con i comuni, e quindi si è decisa a incominciare il dominio diretto nella terraferma appunto per garantire il mantenimento e l'apertura e il controllo di queste vie. Possiamo dire che la massima espansione dello Stato veneziano può collocarsi verso metà del 400, quando si completa, non completamente, ma insomma più o meno, la dominazione di terraferma, e quando comincia a competere con i turchi nel Mediterraneo e in generale nell'Europa dell'Est, che inizieranno quindi a togliere pian pianino dei territori allo Stato d'Amar. Comunque veniamo subito allo Stato d'Amar. Lo Stato d'Amar non è stato molto seguito dalla storiografia, se non recentemente, a differenza dello Stato da terra, perché lo Stato d'Amar è stato studiato soprattutto nel corso dei decenni scorsi
da un punto di vista degli stati nazionali, jugoslavi, e vedevano greci, e vedevano soprattutto nell'intervento di Venezia, nella Dalmazia, nell'Albania, eccetera, una sorta di dominio dello straniero che chiamavano addirittura venetocrazia. Ancora adesso viene utilizzato questo termine. Quindi è un argomento dal punto di vista storiografico abbastanza nuovo. Direi che prima di parlare della formazione dello Stato da mare, noi dobbiamo porci da un punto di vista in un momento di partenza. Cioè ci poniamo nel IX secolo, quando avviene la translatio, cioè l'inverimento del corpo di San Marco, 828, che viene portato a Venezia, e quindi c'è la costruzione della chiesa, la basilica, e noi vediamo che le condizioni che Venezia aveva in quel periodo là, era una giovane naturalmente Venezia, nei rapporti con i Franchi e con il Sacro Romano Impero, nei rapporti con la Chiesa di Roma, ma soprattutto nei rapporti con l'impero bizantino, acquista sempre più autonomia e si creano le condizioni come una specie di elastico che che entra in tensione e che dopo chiaramente si mollerà nel periodo successivo. Ho parlato dei rapporti con i Franchi e con il Sacro Romano Impero perché Venezia faceva parte, sempre fatto parte dei domini dell'impero bizantino naturalmente. In quel periodo è molto importante l'accordo che fu fatto ad Aquisgrana nell'812 perché Carlo Magno, a fronte del riconoscimento da parte dell'imperatore bizantino, riconosce il rispetto dei territori bizantini nell'Alto Adriatico, tra cui anche Venezia. Quindi questo determina il salvataggio di Venezia da quello che poteva essere l'inglobamento franco, quindi ci sarebbe stata una storia completamente diversa. Una Venezia sicuramente dove ci sarebbe stato l'esportazione dell'organizzazione feudale e l'area alto adriatica torna a essere tutto sommato ancora come marginale sia per i Franchi sia per l'impero bizantino. Quindi Venezia sostanzialmente incomincia a rafforzare la propria autonomia e a gestirsi tra queste due forze. I rapporti con l'imperatore d'Occidente ovviamente sono, tranne il caso di Ottone II, sono ottimi in quel periodo. Noi abbiamo addirittura l'imperatore Ludovico II che tiene a battesimo la figlia del doge nell'856 e per non parlare di Ottone III che nel 996 va a fare il padrino di cresima della figlia di un altro doge. Quindi vedete i rapporti che c'erano all'epoca. Con la Chiesa di Roma noi abbiamo il rischio isolamento di Venezia con la Sinodo di Mantova dell'827, quando la Chiesa stabilisce che il patriarca di Aquileia deve avere la predominanza rispetto a quello di Grado, e quindi qui abbiamo il capolavoro politico-religioso di Venezia, che è quella cui ho fatto riferimento prima, che è appunto la translatio delle reliquie di San Marco, che viene portato a Venezia. Badate bene, non viene consegnato il corpo al vescovo, ma tenuto dall'autorità politica e civile di Venezia. Questo è un momento molto importante perché Venezia trova la sua identità, il suo simbolo, intorno al quale poi si concentrano le istanze autonomistiche e unitarie attorno a una Chiesa nazionale. I rapporti con l'impero bizantino sono naturalmente anche qui ottimi in quel periodo, c'è un graduale anche allentamento comunque dei rapporti in quel periodo, un aumento dell'autonomia di Venezia. Questo è fondamentale sotto profilo politico-militare, c'è l'espansione longobarda da contrastare, la carenza dell'aiuto militare bizantino, culturale, religiosa, economica, formalmente sottomessa, ma sostanzialmente Venezia è indipendente. Quindi noi abbiamo questi semi del IX e del X secolo, noi arriviamo a un punto di partenza 939, quando l'Adriatico nord della linea Pola-Ravenna sostanzialmente è sotto il totale controllo veneziano. Ora, questo stato da mare noi lo possiamo dividere in 4 fasi. La prima fase è una fase che io chiamerei di mera penetrazione economica e si arriva fino al 1204. È una e naturalmente anche dopo nei paesi musulmani e quelli riconquistati dai bizantini. È una fase in cui Venezia non prende l'iniziativa di governare direttamente le coste dalmate, le coste istriane
e altri territori che gli servivano per appoggiare, diciamo, i viaggi del mare, ma installa in luoghi particolarmente importanti, soggetti alla sovranità di altri domini, delle comunità di mercanti o fondaci, retti da un console, e sono comunità di veneziani, per esempio a Costantinopoli, per esempio in altri, diciamo, luoghi, e comunque, ripeto, caratterizzato dall'assenza di una gestione e controllo diretto. Una seconda fase che io chiamo imperiale, anche per modo di dire, che prende le mosse dalla quarta crociata del 1204 e vede un diverso modo di rapportarsi di Venezia nei confronti di questi domini da mar, e incomincia la gestione diretta con domini che sono soprattutto, con cui Venezia soprattutto utilizza il sistema feudale, come avevo detto, che aveva imparato dai Franchi, ma soprattutto poi dal Regno d'Ungheria, quando aveva cominciato nel 1100 ad affacciarsi sulle coste dell'Adriatico. La terza fase, che io chiamo fase di massima espansione, dell'ultimo decennio del 300 in poi, dove Venezia ha perso il suo ruolo di grande antagonista di Genova, di Venezia, il che viene dopo la guerra di Chioggia, quindi fine del 300. L'impero bizantino vede attenuarsi sempre di più la propria forza e cesserà nel 1453, conquistato dagli ottomani, e poi l'impero ottomano che cresce sempre di più in questo periodo qua, e le popolazioni greche tendono a sottomettersi volontariamente a Venezia. Poi abbiamo la quarta fase, che è la fase che io chiamo del sogno di Osman, cioè dell'impero ottomano. Venezia dalla metà del 400, anche prima, fino al 1718 avrà a che fare per quasi 3 secoli costantemente con i turchi. Farà molte battaglie, alcune battaglie sono passate alla storia, come quella di Lepanto, non solo Venezia, nel 1571, altri momenti più tristi, più, diciamo, sfavorevoli, però è una costante della storia di Venezia e dello Stato da mare il rapporto con i turchi. Quindi la prima fase, diciamo, che abbiamo chiamato della penetrazione economica, cerco di velocizzare, si caratterizza sostanzialmente dalla impresa di Pietro II Orseolo del 1000, la spedizione dalmata di Pietro II Orseolo del 1000. Dobbiamo metterci in quel periodo c'erano l'Adriatico era un mare molto pericoloso e soprattutto era infestato da alcuni pirati che si chiamavano Narentani, perché prendono il nome dal fiume Narenta, metà circa della Dalmazia, nasce nella zona di Meggiugorie, tanto per capirci con riferimenti più importanti. E Pietro II Orseolo parte con la sua spedizione dalmata, importantissima, famosissima, che ci è stata tramandata dalla cronaca di Giovanni Diacono, e fa un'impresa incredibile, passa le varie città, viene acclamato, ci sono grandi dimostrazioni nell'Istria e nella Dalmazia, arriva fino a Ragusa, Spalato, l'unica battaglia è quella di Lagosta. Comunque alla fine addirittura viene insignito del titolo di Dux Veneticorum et Dalmaticorum, il doge di Venezia, quindi duce delle Venezie, dei veneziani e dei dalmati. Naturalmente questa spedizione ancora però non determina sulla costa dalmata un dominio diretto, per quanto è comunque una questione molto dibattuta a livello storiografico. E poi nel periodo successivo noi abbiamo un crescendo di rapporti di Venezia con Bisanzio, che la fa diventare sempre più autonoma, fino addirittura a mutare i propri rapporti con l'impero bizantino. A volte basti pensare che la presenza bizantina nell'Alto Adriatico sostanzialmente cessa nel 1069, e abbiamo situazioni in cui Venezia a volte fa da sola, per esempio le guerre contro gli Ungari, a cui ho fatto riferimento prima, nella costa, altre volte invece è alleata di Bisanzio, per esempio contro i Normanni
nella seconda metà dell'undicesimo secolo. Voi sapete che i Normanni sono passati appunto dall'Italia verso la Dalmazia, avevano conquistato dei territori della Dalmazia. Venezia li caccia via, per i Normanni rimangono, si allea con Bisanzio, soprattutto quando i Normanni vogliono conquistare la città di Durazzo, perché Durazzo era molto importante sia per Venezia, perché avrebbe determinato uno strozzamento nell'Adriatico del Sud e quindi avrebbe comportato una difficoltà di passaggio sotto i Normanni, sia per l'impero bizantino stesso, perché da Durazzo non dobbiamo dimenticare che parte uno dei tronconi della via Ignazia che porta diretta a Salonicco, cioè a Tessalonica, e da lì a Costantinopoli il passo è breve. Quindi c'è un'alleanza tra Venezia e Costantinopoli in funzione antinormanna. Ma i rapporti con Bisanzio aumentano e arrivano a un irrigidimento addirittura. Dopo la prima crociata si incrinano. Nel 1170 l'imperatore bizantino arresta addirittura tutti i veneziani di Costantinopoli, ne confisca i beni e contemporaneamente migliora i rapporti col Sacro Romano Impero. La pace di Venezia del 1177 tra Federico Barbarossa e il Papa Alessandro III è stata organizzata a Venezia e vede Venezia, il Doge, come un grande arbitro internazionale. Questa è una data molto importante perché inizia da quel momento la cerimonia e il rito del cosiddetto sposalizio del mare di Venezia, perché in quell'occasione Alessandro III dona a Venezia un anello e comincia quella cerimonia che tutti voi conoscete, che è stata anche ripresa negli ultimi anni, il Doge si portava assieme ai consoli che c'erano, assieme alle autorità ecclesiastiche fuori all'inizio dell'Adriatico, fuori delle bocche del Lido, gettava l'anello e rinnovava lo sposadizio di Venezia col mare, e quindi per rinnovare il dominio di Venezia col mare. È un rito che deriva a dire il vero precedentemente, perché all'inizio aveva esclusivamente però un carattere propiziatorio, c'era una preghiera, ma dopo con Alessandro III questo rito dello sposalizio diventa definitivo. È solo con la seconda fase, che è quella che ho chiamato imperiale, che parte dalla quarta crociata in poi, che Venezia incomincia a pensare di organizzare dei domini diretti nello stato da mar, cioè nelle varie paesi, località costiere, che in qualche modo potevano aiutarla nella navigazione. Voi potete immaginare che partendo da Venezia, se noi abbiamo l'Istria, la Dalmazia, l'Albania, le isole Ionie, poi scendiamo, abbiamo il Peloponneso, abbiamo Cerigo, Cerigotto, abbiamo Creta, nostre amiche, tutti questi, l'Egeo, le Cicladi, noi capiamo, Costantinopoli, la Tracia, europea, quella dell'est, l'attuale Turchia europea, noi capiamo che le nostre navigazioni sono sicure, sono tranquille, perché abbiamo dei porti, delle località amiche dove le nostre navi possiamo fare rifornimento di acqua, di cibo, le nostre navi possono essere riparate, ci si può riparare dai fortunali, dalle tempeste, eccetera. Quindi c'è stato un periodo in cui praticamente Venezia, quando cominciavano queste navigazioni delle galee veneziane che erano organizzate in veri e propri servizi di linea, sono le mude. Praticamente, non dico che ogni volta che lasciava alle spalle, alla vista, un territorio amico ne vedeva un altro, ma poco ci mancava. Era Venezia stessa che organizzava le mude, cioè dei trasporti di linea. Si mettevano insieme alcune galee, alcune che venivano appaltate dallo Stato, e insieme si faceva il viaggio. Quindi capite che una decina di galee volevano dire circa 2.000-2.500 persone, quindi era una tranquillità e una sicurezza questi viaggi che Venezia in qualche modo doveva necessariamente garantire.
Con la quarta crociata è un periodo assolutamente fondamentale nella storia di Venezia. Noi abbiamo la quarta crociata, che tutti noi conosciamo, dove Venezia si impegna, fa un contratto con i crociati per il trasporto via mare con 200 navi di 33.500 crociati, di cui 4.500 cavalieri con i loro cavalli, 9.000 scudieri, 20.000 fanti, in cambio di 85 marche imperiali d'argento, con un ulteriore patto della fornitura di 50 galere da guerra armate di tutto punto, in cambio, 6.000 uomini in cambio della metà di tutti i bottini e le conquiste di mare e di terra che si fossero fatti. Proviamo a pensare, giusto per avere un'idea di questi numeri, che nella battaglia di Bouvines del 1215, quindi quel periodo, il Regno di Francia si difendeva con 7.000-12.000 uomini e che i marchi d'argento che Venezia aveva contrattato per portare i crociati nelle terre da liberare, va bene, diciamo possono essere equivalenti a ciò che era sufficiente a coniare sterline pari al doppio delle entrate annuali di un regno tipo quello francese o quello inglese. Quindi Venezia vende bene, si vende bene, vende molto bene questo trasporto. A capo della crociata delle galee veneziane sta un doge giovanissimo, aveva 95 anni all'epoca, cieco o quasi cieco, perché lo era diventato probabilmente quando già faceva il diplomatico a Costantinopoli. Questo doge conduce la flotta veneziana, la flotta dei crociati, e attualmente sembra, perché ci sono dei dubbi, sia sepolto nella chiesa, all'interno della chiesa di Santa Sofia. Non so se siete mai stati, al piano superiore noi abbiamo la lastra con il nome Enrico Dandolo. Naturalmente va subito a credito Venezia, ovvio, e quindi si fermano per domare Zara. Poi cosa fanno? Invece che andare nell'oltremare, fanno una deviazione e deviano verso Costantinopoli e lì saccheggiano Costantinopoli, prendono Costantinopoli. L'eredità di quel periodo sono i quattro cavalli di bronzo che poi andranno in Francia e ritorneranno a Venezia, e soprattutto la Madonna Nicopeia di Venezia, che è assolutamente un simbolo molto amata dai veneziani, tant'è che alla fine degli anni 70 Maniero pensò bene di andarsi a prendere gli ori che contornavano la Madonna Nicopeia e trattò con lo Stato, facendosi togliere il controllo che era eccessivo nei suoi confronti, e quindi questo lo ha detto Maniero in una recente intervista che ha dato Saviano in televisione. Conquistato Costantinopoli, che cosa avviene? Avviene un accordo tra i crociati, la cosiddetta Partitio Terrarum Imperi Romanie, 1204, si spartiscono l'impero orientale. Allora un quarto va all'imperatore latino, viene costituito un impero latino di Costantinopoli, e l'altra metà, gli altri quarti, l'altro resto, cioè i tre quarti, sarebbero stati divisi a metà tra i veneziani e i baroni crociati. Quindi a Venezia toccava la metà di tre quarti, cioè 3/8. Da quel momento il doge di Venezia diventa dominator quarte et midie partis totius imperi Romanie. Utilizzando istituti di natura feudale, la partitio è giunta fino a noi, e noi vediamo dalla distribuzione nella partitio, quindi viene distribuita a Venezia, la parte più interessante, la parte meridionale della Tracia orientale, un bel pezzo di Chersoneso tracico, quindi noi abbiamo la salita verso il Mar Nero che è tranquilla, gran parte del Peloponneso, gran parte della porzione occidentale di esso, le isole costiere dell'Egeo, varie parti costiere dell'Epiro, le isole ioniche, cioè sostanzialmente Venezia fa la parte del leone e porta a casa quelle che sono le zone che più le interessavano per la gestione e la protezione della navigazione. Naturalmente tutto è sulla carta. Venezia
deve andarsi a prendere questi posti e anche gli altri devono andarsi a prendere. E quindi comincia la storia, diciamo, di Venezia, che va alla presa del possesso di questi suoi legittimi, diciamo, territori. Utilizza molto, c'è la storia di Candia, che originalmente non era stata attribuita a Venezia nella partizio, ma comunque viene acquistata comunque nel 1204 dal Marchese Bonifacio Monferrato, cui era stata attribuita, e Venezia va a prendersela, Candia, nel 1209-1211. Candia è Creta, l'isola di Creta, e utilizzando questi nuovi strumenti feudali che aveva conosciuto costituisce un ducato e fa di Venezia, di Candia, sostanzialmente una specie di specchio di Venezia, perché viene istituito un duca, c'è un maggior consiglio, addirittura viene divisa tutta l'isola in 6 regioni che prendono il nome dei 6 sestrieri di Venezia. E Candia era un possesso di Venezia molto importante. Immaginatevi quest'isola nella parte centrale del Mediterraneo orientale, quindi da lì si poteva andare tranquillamente verso nord, verso il Mar Nero, verso Costantinopoli, si poteva andare nell'oltremare, cioè in Siria, si poteva andare in Egitto, quindi era è stato un possesso molto molto importante, gestito con modalità, come abbiamo detto, feudali. Vi furono varie rivolte, quella più cruenta venne addirittura dai nobili veneziani nel 1363, e quindi Venezia introdusse un capitano generale di Candia che divenne una figura costante per poterla gestire meglio. C'è la storia di Negroponte, che è l'isola di Eubea, che è un'isola simile a Candia. In certe leggi del 300 si trova addirittura la indicazione dell'isola di Negroponte, l'Eubea, dell'isola di Candia come le braccia, le mani di Venezia, i cui occhi sono Morone e Corone, cioè queste due fortezze poste sul dito occidentale del Peloponneso, della Morea, e il cuore e la testa naturalmente a Venezia. Vi tralascio la storia, sempre anche qui di natura feudale, di Negroponte. Il ducato dell'arcipelago, cioè delle isole Cicladi, Mykonos, eccetera, era addirittura di proprietà privata. Marco Sanudo chiede l'autorizzazione a Venezia di andare a prendersela come proprietà privata, Venezia glielo concede, dopodiché chiede il vicariato imperiale, dà omaggio all'imperatore latino, e insomma i suoi amici si conquistano queste meravigliose isole, Naxos, Paros, Milos, Mykonos, eccetera, senza neppure troppa fatica. Si presentavano sostanzialmente, dicevano: quest'isola è mia, e gli venivano dietro, probabilmente perché avevano bisogno di una. Comunque anche qui, anche per quanto riguarda l'arcipelago, Venezia riesce a fare, cioè il duca di Nasso nel 1418 diventa finalmente vassallo anche direttamente di Venezia. Poi la terza fase l'abbiamo chiamata la fase di massima espansione. Qui non voglio dilungarmi, vorrei parlare un attimo della Dalmazia, soprattutto dell'Albania Veneta. La Dalmazia nei primi del 400 viene sostanzialmente assicurata ai domini di Venezia con le dedizioni di Zara nel 1409, Traus, Palato, eccetera. E il dominio di Venezia non era continuo, perché era interrotto da Ragusa. Ragusa, voi sapete che è stata veneziana fino a un certo punto, dopo è diventata una repubblica marinara autonoma che aveva dei rapporti soprattutto con Ancona e che ha dato del filo da torcere anche a Venezia. Qui Ragusa è stata prima sotto il Regno di Ungheria, poi addirittura sotto i turchi, cioè tributaria dei turchi, però era un territorio, costituito un territorio che interrompeva la continuità del dominio di Venezia dalla Dalmazia verso l'Albania Veneta. Infatti quella che si chiamava Albania Veneta, per contrapporla all'Albania ottomana che costituisce l'attuale Albania, l'Albania Veneta era costituita dalla parte sud della Dalmazia e dall'odierna Albania settentrionale, in particolare intorno alle zone di Scutari, Durazzo. Poi
prima cade in mano turca Scutari, poi Durazzo, fine 400, inizi del 500, l'Albania Veneta perde la propria parte meridionale, poi perde ancora con la perdita di Antivari Ducigno la parte più a sud e si riduce praticamente all'area dell'attuale costa del Montenegro, Cattaro, Perasto, Budua. È una zona che è molto cara ai veneziani perché a Perasto c'è stata l'ultima resistenza contro i francesi e addirittura 3 mesi dopo la conquista della Repubblica Veneziana ci fu tra le lacrime della popolazione il gonfalone di Venezia venne seppellito il 23 agosto del 1797 e vi fu il giuramento da parte del capitano che all'epoca era Perasto di rimanere sempre con Venezia, nu con V, sempre insieme, saremo sempre insieme. Quindi è una zona molto cara ai veneziani. Poi abbiamo la quarta fase, qui concludo, è quella del sogno di Osman, cioè i turchi ottomani che si fanno vivi all'inizio del 400, c'è l'assedio di Tessalonica, la caduta di Tessalonica, c'è a metà del 400, 1453 la caduta di Costantinopoli, Venezia comunque fa un trattato col sultano dove invece che la solita esenzione che aveva ottenuto da Costantinopoli riesce a pagare una piccola percentuale sugli affari che è del 2%, molto lontana dalla nostra IVA, vero? E comunque, ripeto, da quel periodo in poi, per quasi 3 secoli, Venezia sarà impegnata in conflitti costanti con i turchi. Ricordiamo la guerra di Cipro e con la caduta di Cipro nel 1571, qualche tempo prima rispetto alla battaglia di Lepanto, e la perdita della Morea, che poi sarà riconquistata da Venezia nel 1687. Il Partenone di Atene venne preso a cannonate dai veneziani. Infatti se adesso il Partenone ad Atene è senza tetto lo dobbiamo ai veneziani, perché la Morea passò di mano molto spesso. Perché era stato adibito a deposito di munizioni, sembra. Quindi l'hanno bombardato, però sono stati i veneziani a tirare giù il tetto del Partenone, esattamente. Poi la Morea viene persa definitivamente nell'ultima guerra, cioè nel 1718, quando Venezia si presenta a Napoleone sostanzialmente con la Dalmazia e con le isole ioniche. Veniamo all'organizzazione. Abbiamo detto che Venezia aveva 2 tipi era divisa in 2 tipi l'organizzazione. La prima era di fondaci che servivano alle navi veneziane, erano governati da un patrizio, a volte assumevano il termine di bailo, a volte di console e si trattava di una specie di colonia di veneziani all'interno della madrepatria. Mentre poi c'erano questi domini diretti su cui a volte aveva sovranità diretta Venezia, per esempio gli occhi di Venezia, Modone e Corone, oppure città dove il dominio di Venezia era sancito da dedizioni, per via feudale abbiamo visto, c'erano i rettori che Venezia mandava. Il termine è generico contemporaneo perché in realtà si chiamavano conti o capitani o podestà, venivano affiancati anche da altri patrizi con incarichi speciali, capitani, camerlenghi, dovevano relazionare costantemente a Venezia su come andavano. E Venezia conosceva anche delle autorità apicali, dei funzionari apicali che erano il provveditore generale del mare, che aveva sede a Corfù, che era capo della flotta veneziana in caso di pace, e il capitano generale Damar, che invece era il comandante della flotta in tempo di guerra. Passiamo velocemente allo stato da terra, che forse ci tocca più da vicino e forse è più interessante, anche perché è più facile da suddividere. Noi abbiamo il dominio dello stato da terra che segue la distinzione dei secoli, quindi in qualche modo siamo aiutati. 200, 300, 400, 500 e secoli successivi. Il 200 noi abbiamo un periodo in cui Venezia non ha dei problemi, non si estende, non pensa di estendersi nell'entroterra, perché i patti che faceva Venezia con i vari comuni
sono idonei a garantire la percorribilità del Po e a garantire le strade di accesso verso la Lombardia e verso la Germania del Nord. Certo, erano posti di guardia, per esempio sul Po, per esempio, però Venezia poi non si faceva problemi di usare la forza, tant'è che gli Ezzelini contribuisce a far fuori gli Ezzelini in quel periodo. Ci sono alcune frizioni, però continuano i pacta e Venezia per tutto il 200 non avrà dei possessi in entroterra, salvo la Motta, la città di Motta, il castello di Motta nel 1291, che passa in proprietà di Venezia in quanto viene ceduto dai Caminesi. È invece nel 300 quando cominciano cioè a formarsi degli stati, delle signorie territoriali, gli Scaligeri a Verona nella prima metà del 300, i Visconti a Milano nella prima metà del 300 in poi, i Carraresi a Padova nella seconda metà del 300, in cui Venezia comincia a avere dei problemi. Perché? Perché si creano delle forme di, chiamiamole primordiali, di stati, di signorie, che incominciano a creare dei problemi a Venezia, nella libertà di queste strade del Po e territoriali per andare su. 300 io uso di suddividerlo anche questo in 4 fasi, scusatemi la mia divisione, la prima fase la chiamo la fase della tranquillità scaligera. Gli Scaligeri sono buoni, Cangrande della Scala, che come sapete tutti muore a Treviso, in Vescovado, probabilmente avvelenato nel 1329, era amico di Venezia e Venezia gli aveva dato addirittura la cittadinanza e l'aveva fatto entrare nel patriziato. Io la chiamo la tranquillità scaligera. Sì, è un problema, è un periodo in cui ci sono alcuni pacta che non vengono rinnovati, per esempio quello con Milano non viene rinnovato, tant'è che è in quel periodo che si apre la famosa Muda delle Fiandre, con cui Venezia cerca di arrivare in Germania del Nord, nella Germania del Nord attraverso il mare, quindi attraverso, supera lo stretto di Gibilterra e poi costeggia la Spagna, costeggia la Francia e arriva su, però tutto sommato è un buon periodo. Poi c'è il secondo periodo di turbolenze che io chiamo anche queste scaligere. Con la morte di Cangrande arrivano i 2 nipoti Mastino e Alberto, che invece sono cattivi, cominciano a rompere le scatole, conquistano. Naturalmente Treviso era stata conquistata dallo zio, però lo zio era morto 2 giorni dopo la conquista, però si fanno sempre più ostili nei confronti di Venezia. Mettono uno sbarramento sul Po a Ostiglia, creano dei problemi notevoli a Venezia e quindi, questo è molto importante per Treviso, scoppia la guerra Veneto-Scaligera con Firenze alleata dei veneziani. Perché è molto importante? Perché è durante quel periodo che Venezia conquista Treviso nel 1338, poi finisce con la pace di Venezia e viene ceduta poi Treviso, attraverso la pace, viene riconosciuto il dominio di Venezia su Treviso nel 1339. Anche se già dal dicembre del 38 era stata data impegno durante una tregua d'armi. E quindi con Treviso noi abbiamo un momento importantissimo, perché abbiamo la prima penetrazione di Venezia in terraferma, sostanzialmente. E poi successivamente abbiamo invece le altre 2 fasi del 300 che io chiamo, anche qui, non più tranquillità scaligera e turbolenza scaligera, ma chiamo tranquillità carrarese e turbolenza carrarese. La prima fase, la tranquillità carrarese, noi abbiamo i buoni rapporti di Venezia con i Visconti di Milano, ma soprattutto anche con Jacopo II da Carrara, che anche lui riceve la cittadinanza veneziana nel 1346. Poi però, quando muore, torna l'agitazione con la morte di Jacopo II da Carrara, perché sale Francesco il Vecchio da Carrara, inizia una politica espansionistica e in questo periodo Venezia ne risente molto. Ci sono delle guerre, la più importante in quel periodo è la guerra di Chioggia, in cui Venezia conosce dei momenti drammatici, addirittura con le truppe genovesi che arrivano in laguna.
E chiaramente comincia anche qui una guerra contro i Carraresi, che poi con l'alleanza dei Visconti riesce a finire. I Carraresi erano particolarmente vivaci, c'è stata anche una guerra per i confini, è un aneddoto importante perché il Petrarca va a fare un viaggio a Venezia nell'ottobre del 1373 per accompagnare appunto Francesco II Novello che va in ginocchio dal doge. È molto importante perché Petrarca era quasi settantenne all'epoca, poi torna e morirà qua a Petrarca, e quello fu l'ultimo viaggio fatto da Petrarca, uno dei padri della lingua italiana. Ma non solo, anche Dante, l'ultimo viaggio che fece Dante nel 1321 per intercedere per Guido Novello da Polenta, Dante lo fece anche lui a Venezia, tant'è che morirà nelle paludi di Comacchio tornandosene a casa. Quindi Dante e Petrarca, i padri della nostra lingua italiana, che cosa fanno? Fanno il loro ultimo viaggio della loro vita a Venezia. Potremmo aggiungerci Boccaccio, però Boccaccio, e quindi potremmo fare il tris, noi non abbiamo un viaggio a Venezia da Boccaccio, però la prima novella del secondo giornata del Decamerone, come voi sapete bene, è ambientata a Treviso ed è la novella di Martellino, che si finge storpio per vedere il miracolo del Beato Enrico, va bene? Quindi in qualche modo c'è un legame tra Venezia e la lingua italiana, i padri della lingua italiana e Venezia. Non dimentichiamo anche che sia il figlio di Dante, Pietro, sia la figlia, la secondogenita di Petrarca, moriranno a Treviso e sono sepolti a San Francesco, a Treviso entrambi. Non dimentichiamo questo. Abbiamo finito col 300. Nel 400 Venezia, quando muore Gian Galeazzo Visconti nel 1402, con cui Venezia aveva avuto un ottimo rapporto, incomincia un'espansione incredibile nell'entroterra nel 400. E vengono fatte le dedizioni di varie città. Già Treviso l'aveva fatta nel 1344, qualche anno dopo la conquista, e vengono fatte le dedizioni in occasione di alcune guerre. Per esempio in occasione della guerra contro Novello da Carrara e nel 1404 viene fatta la dedizione spontanea di Vicenza, nel 1404 dell'altopiano di Asiago dei 7 comuni, 1405 4 e 5 Feltre, Belluno, Bassano e Verona, 1405 la dedizione non spontanea di Verona Carrarese dopo che era stata conquistata. E Francesco Novello da Carrara perderà questa guerra con Venezia nel 1405, verrà condannato a morte, strangolato in cella nel 1405 con i suoi 2 figli a Venezia. Poi, siccome il figlio Marsilio da Carrara poi tentò di riprendersi Padova, questi carraresi erano veramente una spina nel fianco dei veneziani, addirittura Venezia vinse la guerra anche con Marsilio, da non confondersi con Marsilio I, infatti questo viene chiamato Marsilio da Padova di Novello da Carrara, va bene? Venne decapitato in piazza San Marco nel 1435, l'ultimo discendente dei Carraresi, e con questo Venezia ha chiuso definitivamente coi Carraresi, che si erano dimostrati particolarmente esuberanti e pericolosi, e finisce la dinastia dei Carraresi. Il secondo gruppo di dedizioni data negli anni 20 e è del periodo della guerra con l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, che aveva fatto la guerra a Venezia con il patriarca di Aquileia per il controllo del Friuli, che era la porta orientale dell'Italia. Anche in questa guerra la vince Venezia, e in quel periodo c'è la dedizione 1420 di Udine e del Friuli, e nel 1420 di Belluno, e il 31 luglio 1420 la dedizione spontanea del Cadore, e amus ad bonus Venetos, dicevano i cadorini. Terzo gruppo di dedizioni si ha con la guerra Veneto contro Filippo Maria Visconti milanese, quindi abbiamo le dedizioni del 26 di Brescia e del 28 di Bergamo. Alla fine, sostanzialmente, alla metà del 400,
poi abbiamo diciamo, l'ottenimento di Cremona e Gherarda alla fine della seconda guerra italiana, noi abbiamo praticamente un dominio di Venezia, la testa Venezia di un dominio territoriale incredibile, che arriva addirittura sino all'Adda, cioè circa 30-35 km da Milano, rendiamoci conto in quel periodo. Lo strumento con cui avvenivano questi passaggi erano le dedizioni. Non sto a dire cosa sono, comunque sono degli atti solenni, una specie di una ducale veneziana, con cui venivano registrati i patti, chiamiamoli così, che Venezia pattuiva, contrattava con le varie città. Naturalmente Venezia partiva da una posizione di forza, cercava di trattare meglio le città che si erano date a Venezia in modo spontaneo, ad esempio come Vicenza, e peggio le città che invece gli avevano creato dei problemi, come Padova. Però le ha costruite Venezia, a parte il caso di Treviso, le ha costruite come dei patti. Naturalmente era una finzione giuridica, perché il diritto di Venezia sull'entroterra trae origine dallo ius belli, no? Ovviamente, però erano un periodo in cui naturalmente si cercava una legittimazione, a volte dall'alto, a volte dal basso, per seguire quella specie di momento ascendente e discendente che è ben ricostruito dall'Ullmann nella sua fantastica storia del potere medievale. In quel periodo si cercano delle legittimazioni che provengono dall'alto, vicariato imperiale, o anche dal basso, diciamo, consenso del popolo, eccetera. È stato comunque uno strumento molto utile, perché le dedizioni venivano presi molto sul serio, questi patti, da Venezia. Naturalmente Venezia non si sentiva giuridicamente vincolata, però erano considerate, erano rispettate da Venezia, ed erano anche una garanzia per le città, perché diciamo, sapevano che potevano contare sulle dedizioni, potevano contare sui patti, su Venezia. Addirittura a volte Venezia accettava le ambascerie della popolazione, che andavano direttamente a rivolgersi a Venezia, saltando addirittura il podestà. E qual è il contenuto di queste dedizioni, di questi patti? Sostanzialmente una grossa autonomia di carattere legislativo. Soprattutto vennero mantenuti gli statuti, che erano un elemento fondamentale identitario per le varie città, e quindi veniva mantenuto la struttura normativa positiva e consuetudinaria, il diritto comune come fonte sussidiaria, recurrendum est ius comune, che invece non aveva alcun valore a Venezia nel dogado. Diciamo che si preoccupava soprattutto di salvaguardare il loro sistema normativo, e costituiscono delle basi formali che hanno generato e che hanno contribuito a generare quel mantenimento della fiducia nel rispetto dei patti da parte di Venezia, quindi nella nascita e nello sviluppo anche del mito del buon governo di Venezia. Il Cinquecento lo conosciamo, le guerre d'Italia, scende Carlo VIII, comincia un periodo che finirà con la pace di Cateau Cambrésis nel 1559, e noi abbiamo soprattutto la Lega di Cambrai della terza guerra d'Italia, che si costituisce contro Venezia, e abbiamo anche qui un momento drammatico per Venezia, che è la sconfitta di Agnadello nel 1509, quando anche qui Venezia perde improvvisamente d'un tratto tutti i suoi domini in terraferma, e arrivano addirittura gli eserciti della Lega di Cambrai, arrivano anche in questo caso alla laguna. È un anno molto difficile per Venezia. Consideriamo che contro Venezia la Lega di Cambrai, solo per farvi capire l'importanza che aveva assunto Venezia in quel periodo, la Lega di Cambrai era stata formata da imperatore, Papa, Francia, Spagna, Ungheria, ci mettiamo dentro anche Savoia, ci mettiamo dentro anche Mantova, eccetera. Quindi c'era tutto il mondo, tutta l'Europa, tutto il mondo contro Venezia sostanzialmente, tutta l'Europa continentale sostanzialmente contro Venezia. E è un momento che è molto caro anche nella storia di Venezia, perché in quel periodo, tutto sommato, nonostante la sconfitta, Venezia sia a livello centrale sia a livello periferico tiene.
e ha delle dimostrazioni di notevole di affetto, soprattutto da parte del popolo, dei contadini, dei montanari, perché in quel periodo in realtà diciamo le classi dirigenti cercavano di allearsi con i nemici di Venezia, no? Prendevano atto. E invece abbiamo delle dimostrazioni di resistenza della popolazione che impressionavano gli stessi veneziani. Io vorrei solo leggervi quello che scrive Machiavelli nel 1509 al suo governo fiorentino. Scrive una lettera, in quel periodo Machiavelli si trovava a Verona, e scrive, aperte virgolette, e vedesi e sentesi cose miserabili senza esempio, di modo che negli animi di questi contadini, quindi parla di Venezia, di Agnadello, è entrato uno desiderio di morire e vendicarsi, che sono diventati più ostinati e arrabbiati contro a nemici dei veneziani che non erano e giudei contro a romani. E tutto Dio occorre che uno di loro, preso, si lascia ammazzare per non negare il nome viniziano. Eppure ier sera, continua Machiavelli, ne fu uno innanzi a questo vescovo che disse che era marchesco e marchesco voleva morire e non voleva vivere altrimenti, in modo che il vescovo lo fece appiccare, né promessa di camparlo, né d'altro bene lo possé trarre in questa opinione. Di modo che, considerato tutto, dice Machiavelli, è impossibile che questi re tenghino questi paesi con questi paesani vivi. Questo è la popolazione dell'entroterra veneziano. L'organizzazione, qui cerco di chiudere perché volevo parlare un po' di Treviso, anche qui forte dell'esperienza con lo Stato da Mar, si organizza lo Stato da terra anche qui diciamo facendo ricorso a tutti gli strumenti di cui aveva a disposizione. Noi dobbiamo metterci in quel periodo là, non possiamo ragionare con la testa diciamo con cui ragioniamo adesso, con una struttura di uno Stato moderno che nasce solo con Hobbes, con Locke eccetera, metterci in quel periodo, inserirci in quel periodo. È un periodo molto variegato in cui si cercano forme di legittimazione che derivano da Dio, che derivano dall'impero, che derivano anche dal basso. Pensate che Venezia ha sempre cercato il vicariato imperiale del Sacro Romano Impero, lo otterrà solamente nel 1437 a Praga dall'imperatore Sigismondo, in cambio di un giuramento di fedeltà che viene reso da Francesco Foscari e di una ricognizione annua di un panno aureo del valore di 1000 ducati. Quindi c'è questa ricerca di forme di legittimazione, no? E l'uso anche di strumenti feudali che all'inizio derivavano direttamente dall'imperatore, poi derivano dopo il vicariato anche direttamente da Venezia. Comunque noi abbiamo la prova della tenuta dello Stato da terra sia nel 1509 sia non abbiamo la prova perché poi Venezia cadrà nel 1797, però anche in quell'occasione abbiamo il popolo del retroterra, dell'entroterra, che dimostra, soprattutto contadini, dimostra un affetto nei confronti di Venezia. Basti pensare alle Pasque veronesi del 1797 che hanno creato non pochi problemi all'esercito francese. Quindi il mito di Venezia come difensore delle popolazioni oppresse e il mito del buon governo ha sicuramente un fondamento di verità. Anche nello Stato da terra Venezia mandava i rettori. Rettori in realtà erano due nelle città principali, cioè Padova, Vicenza, Verona, Bergamo, Brescia, Cremona, un podestà che aveva competenze civili e giudiziarie e un capitano che aveva competenze militari e finanziarie. Nelle città medie come Treviso, Belluno, Feltre e Crema il rettore era unico e assumava in sé tutte le funzioni, a volte si chiamava capitano. Poi in queste grandi e medie città veniva aiutato da altri patrizi che erano i camerlenghi, sempre mandati da Venezia naturalmente, che governavano la Camera Fiscale, quindi si interessavano di questioni, era l'ufficio finanziario, discutevano i dazi, le imposte eccetera. Se c'erano dei castelli, diciamo, venivano affidati a un rettore col titolo di castellano e
e così via. I compiti dei rettori erano di rappresentare la dominante, rendere giustizia, controllare che gli altri uffici della città funzionassero bene, eseguire le opere pubbliche, eccetera, eccetera. Naturalmente Venezia ha a che fare, oltre che con le vere e proprie città nella zona di terra, anche con quelli che vengono chiamati i piccoli principi, cioè signorie rurali locali con prerogative giurisdizionali. Feudalesimo, ripeto, era un'istituzione del tutto estranea a Venezia, però la apprese dai Franchi, dagli Ungari e la applicò sia nello Stato da mare sia nello Stato da terra, in una versione tra le altre cose modificata, perché mentre il feudalesimo originario ha una grande, quasi esclusiva connotato fondiario, cioè il feudum contro la fidelitas, noi abbiamo invece l'emergere proprio con Venezia di una forma di rapporto feudale che esalta invece la delega di funzioni ai funzionari, ai vassalli, e mette in secondo piano l'elemento fondiario. Quindi un uso anche degli strumenti feudali molto pragmatico da parte di Venezia. E adesso passiamo a parlare della parte forse più importante e più bella, che è quella di Treviso. Noi abbiamo visto come Treviso viene conquistata nel 1329 da Cangrande della Scala, che era amico di Venezia, era un grandissimo alleato di Venezia. Cangrande della Scala muore 2 giorni dopo il suo arrivo a Treviso, a conquista di Treviso, nel Vescovado, sembra avvelenato. Mi pare che abbiano aperto addirittura abbiano fatto un esame, abbiano aperto la sua tomba, che è a Verona, e abbiano fatto nel 2004 degli esami per vedere. Chissà, la storia forse sarebbe andata diversamente se fosse rimasto vivo questo Cangrande. Sta di fatto che egli aveva un ottimo rapporto con Venezia. I suoi figli invece, come ho detto, i suoi nipoti, Mastino ed Alberto, invece diventano sempre più ostili nei confronti di Venezia, e quindi Venezia sostanzialmente si mette in testa di controllare l'entroterra, abbiamo visto. Alleata con Firenze, muove guerra agli Scaligeri, e dapprima Treviso viene occupata o il 2 o il 3 di dicembre 1338 da Venezia, in una specie di tregua d'armi, e poi che finisce con la pace in San Marco all'interno della Basilica, che si celebra il 24 gennaio 1339, quando Treviso viene ceduta definitivamente a Venezia. Venezia invia subito a Treviso un podestà col nome di capitano, che è Marco Foscarini. C'era ancora la guerra all'epoca, perché viene mandato a dicembre, rimane fino a febbraio, e dopodiché viene mandato un podestà dal 1339-1340, che è molto noto ai veneziani, che è Marin Faliero. Perché è molto noto? Perché diventerà doge poi successivamente nel 1351. Tutti conoscono la storia di Marin Faliero, e quindi abbiamo avuto anche a Treviso Marin Faliero come podestà per 1 anno e mezzo. Marin Faliero della bella Muger, tutti la gode e lui la mantiene, come si diceva, tant'è che se l'era preso con la Serenissima perché non lo tutelavano abbastanza, fa un tentativo di presa del potere, viene decapitato sulla scala del Palazzo Ducale nell'aprile del 1355, e ancora adesso nel Maggior Consiglio, nella stanza dove ci sono tutte i ritratti dei dogi, noi vediamo un panno nero sopra la sua figura, dice hic est locus Marini Faletri, decapitati pro criminibus, cioè viene nascosto addirittura, altrimenti avremo sicuramente una via dedicata a Marin Faliero a Treviso, come ce l'abbiamo dedicata a Marco Foscarini, che è dalle parti di San Zeno, se non sbaglio. No, San Zeno, vicino via Tiepolo, dietro Cavalcavia. Poi c'è solo una parentesi: Treviso dal maggio dell'81, cioè dalla fine della guerra di Chioggia, pace di Torino, fino al dicembre dell'88, per 7 anni e mezzo, sta sotto dapprima il Duca d'Austria, poi sotto i Carraresi, poi Venezia. Nel 1388 si riprende Treviso durante quella guerra contro i Carraresi di cui abbiamo parlato prima, e rimane Treviso sempre sotto Venezia fino alla fine. Le istituzioni di Treviso in quel periodo versavano in uno stato comatoso, come viene detto. La classe dirigente locale era fortemente indebolita.
Noi abbiamo avuto il periodo comunale di Treviso dal 1000 alla metà del XIII secolo, fantastico, raggiunge il suo apice. Poi entra in crisi con la lotta tra le famiglie feudali e abbiamo la costituzione delle signorie. Abbiamo gli Ezzelini dal 1240 al 1259, Alberico da Romano. Abbiamo i Caminesi dal 1283 al 1312, abbiamo gli Scalidargeri appunto dal 1329 al 1334. Parte un periodo, diciamo 1312 così, primi anni degli anni 10 del 300, ma Treviso era un periodo preso a male. Noi ne abbiamo anche dimostrazione dal famoso canto, verso numero 47, famosissimo, che Dante dedica a Treviso, che è quella del canto nono del Paradiso, che tutti noi conosciamo, che è quello dove Sile Cagnan s'accompagna, perché se questo è famoso, no? Questo verso, però è meno famoso il verso successivo, perché trovando l'anima di Cunizza da Romano, Dante continua e dice: e dove Sile Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Quindi già Dante in quel periodo parla di queste dominazioni, di queste signorie, in questo specifico particolare parlava di Rizzardo da Camino in quel periodo, che non a caso poi verrà coltellato nella loggia del suo palazzo a Treviso mentre gioca a scacchi, è morto di agonia dopo qualche giorno nell'aprile del 1312. A Treviso comunque vengono mantenuti gli statuti di Treviso, di Conegliano. Naturalmente Venezia inviava delle ducali che avevano preeminenza legislativa, quindi gli statuti vigevano laddove non fossero derogati, e divide il territorio in 7 podesterie: Treviso, Asolo, Castelfranco, Mestre, Oderzo, Conegliano e Serravalle, dove manda o dei podestà o dei capitani o dei podestà con camerlengo, eccetera. Noi abbiamo però, e sono le 7, vorrei concludere la parte di Treviso e dopo fare 2 parole sulla conclusione, dire che nel territorio trevigiano Venezia ha a che fare non solo con la città di Treviso, ma anche con quella che prima parlavo, cioè queste circoscrizioni governate da privati, i cosiddetti piccoli principi, che dove Venezia esercitava il proprio dominio in forma mediata, cioè in forma feudale, appunto, come abbiamo detto prima, che erano i domini jurisdictionem separatam habentes, e nei cui confronti Venezia fu molto prudente. Noi abbiamo giurisdizioni preesistenti che Venezia si trovava e giurisdizioni che invece creò ex novo, sempre utilizzando strumenti feudali. Delle giurisdizioni precedenti, alcune, 2 in particolare, traevano il proprio fondamento da prerogative imperiali. Quindi Venezia era molto prudente nei confronti di questi soggetti, e queste giurisdizioni erano quelle dei conti di Collalto e del vescovo di Ceneda, Vittorio Veneto. I colti di Collalto avevano avuto, addirittura erano stati investiti direttamente dall'imperatore e continuavano a rinnovare investiture imperiali, per cui capite bene che Venezia era molto prudente nei confronti del conte di Collalto. Ma dopo che Venezia ebbe il vicariato imperiale nel 1437, Venezia incominciò a dire: ma sono io adesso che ti nomino vassallo, tu non sei più vassallo nei confronti, e quindi cominciano dei rapporti un po' più turbolenti. Fu solo nel 1481 che i conti di Collalto ebbero l'investitura direttamente da Venezia. Quindi capite cosa significa avere il vicariato imperiale anche per Venezia nelle relazioni interne. Il secondo è il vescovo di Ceneda, nei cui confronti Venezia passò da una posizione di vassallaggio, in quanto aveva ereditato le terre dei Caminesi che erano vassalli nei confronti del vescovo di Ceneda, a quella di infeudante. Anche qui c'è un periodo di contrasti e solo in via definitiva nel 1508, con l'ingresso del vescovado di Ceneda tra i benefici ecclesiastici della famiglia Grimani di Venezia, che e i vescovi poi successivi saranno tutti tratti dal patriziato veneto, che anche l'episcopio di Ceneda entra all'interno del controllo via feudale da parte di Venezia. Poi c'erano altre invece
domini di carattere feudale che avevano origini ben minori rispetto a quelle dei Collalto e dell'Episcopio di Ceneda. Per esempio i Tempesta da Noale, che avevano avuto l'investitura da parte di Scarigeri, poi si estinsero ben presto e quindi Noale passò direttamente al controllo di Venezia. Il vescovo di Feltre, il dominio di Ercole da Camino su Valmareno, i conti di Cesana, Porto Buffolè, la contea di Noventa e Zellarino. Poi ci sono, come ho detto prima, delle giurisdizioni che Venezia ha creato ex novo, con attribuzione di diritti pubblici e privati effettuati direttamente da Venezia, attraverso questo uso dello strumento feudale nella versione veneziana della delega di funzioni, quindi più staccato da quello che era il suo carattere originario, che era di natura territoriale, del feudum, diciamo. Soprattutto ciò avvenne a favore dei capitani di Ventura, che nel 400 si erano dimostrati così importanti per Venezia e che Venezia cercava di legare a sé mediante queste concessioni oppure nei cui confronti si sdebitava. Ad esempio Valmareno, tornata da Ercole del Camino, viene infeudata nel 1436 ai due comandanti di Ventura, il Gattamelata Erasmo Danardi, che era capitano generale delle milizie venete dal 1433, e dal suo compagno d'arme Conte Brandolini da Bagnocavallo. Poi i due litigarono, nel 1439 il Gattamelata rinuncia al feudo, che si concentra sul Brandolini, e Venezia poi confermerà l'investitura dei figli dei Brandolini fino a quando nel 1686 addirittura otterranno il patriziato veneto, naturalmente a pagamento, sia ben chiaro. Poi abbiamo anche Castelfranco. Castelfranco venne infeudata nel 1446 a favore di Michele o Micheletti Attendolo, anche lui era un condottiero che aveva preso il posto del Gattamelata al comando delle milizie venete nel 1441. Poi gli viene tolto il feudo e poi altri condottieri vengono nominati, vengono insigniti di queste funzioni simil feudali. Ad esempio possiamo ricordare San Polo di Piave con altri territori, già feudo del patriarca dell'Aquileude, che viene infeudato nel 1451 ai fratelli Anzolo e Cristoforo Gabriel, e rimangono fino alla fine anche loro. Però poi l'infeudazione ex novo da parte di Venezia riguardò anche altri soggetti non condottieri, per esempio Zumella, il patrizio veneto Giorgio Zorzi, oppure Asolo, ad esempio Caterina Corner. Conosciamo tutti la storia della regina Caterina Cornaro veneziana, che andò a sposa a un conte mi pare si chiamasse Lusignano, francese, che era re di Cipro. E alla morte di suo marito, a un certo punto si crearono dei verbi, delle questioni tra gli eredi, e a Caterina Corner venne suggerito di abdicare da Venezia nel 1489, quindi Venezia comincia a dominare Cipro, ma è un dominio che durerà un periodo breve. E in compenso per la donazione, la cessione di Venezia a Venezia di Cipro, a Caterina Cornaro viene nominata signora di Asolo, no? Gli viene concesso di mantenere il titolo di regina di Cipro, e le vicende di Caterina Cornaro ad Asolo, col bembo, eccetera, le conosciamo tutte. Creò una specie di corte, dove chiamò a sé vari letterati, vari personaggi incredibili della nostra cultura, tra cui appunto il già citato Bembo, che ivi scrisse appunto gli Asolani. Vorrei concludere questa mia, per lasciare un po' di spazio eventualmente a domani, vorrei concludere non con parole mie, con parole di Giovanni Scarabello, un professore universitario a me molto caro, a lungo docente di storia di Venezia a Ca' Foscari, morto nel 2016, in cui il quale dice: Venezia fu certamente in tutto il suo insieme uno Stato, lo Stato veneto, anzi fu uno di quelli a più completa, più ininterrotta identità storica che si conoscano.
Fu uno Stato a componenti territoriali che si aggiunsero nel tempo l'una all'altra. Aggiuntesi, appunto. Quindi non fu un impero che conobbe un'integrazione organica e gerarchica dei domini in mare, in terraferma rispetto all'originario nucleo statuale del Dogado. Furono unità aggiunte. Uno Stato da mare, uno Stato da terra, appunto, aggiunte. Anche perché, con il discorso dello Stato da terra, diciamo, dopo la serrata del Maggior Consiglio del 1297, quindi la chiusura del governo di Venezia in senso aristocratico e ereditario, avrebbe determinato l'organizzazione gerarchica e organica in un impero, avrebbe determinato anche la nomina avrebbero dovuto imporre di lasciare spazio nel governo centrale rappresentanze dei territori, mentre Venezia questo non ha mai tollerato. Quindi possiamo dire che questi vari domini sono stati integrati a Venezia non in modo organico, ma erano legati a Venezia da fili sottili, da una miriade di fili bilaterali sottili che legavano Venezia, il centro, con la periferia, e viceversa. La sovranità e la decisione fondamentale era collocata però solo a Venezia, nelle mani di un ceto dirigente chiuso ed esclusivamente veneziano. Si dice che fu uno Stato di tipo medievale che si perpetuò fino all'avanzata e alla fine dell'età moderna. Il corpo sovrano che resse l'assieme dello Stato fu quello veneziano e basta. Fu uno Stato pieno di originalità, il sito originario, la proiezione sul mare, la proiezione extraterritoriale italiana, la potenza riposta non sulla terra ma sui commerci, la classe dirigente fatta da un gruppo fortissimo di patrizi, chiuso, eccetera. Fu quindi Venezia signoria di uno Stato, certamente non di un impero ma di uno Stato, nel senso che il destino statuale fu sentito da tutti e la strada storica fu fatta da tutti insieme all'interno dello Stato veneto, con la particolarità però che il potere supremo era esercitato da un corpo sovrano che stava a Venezia. Ma quello che fu stupefacente è la continuità dei consensi nei confronti del sistema Venezia e da parte del popolo. E il consenso è in sé indubbiamente un'espressione di volontà politica, un segno di partecipazione, un consenso che vedo essere ancora molto vivo. Grazie. La chiusura direi che è stata degna di questa veramente conferenza, perché effettivamente questo poi è il messaggio che traspare ancora oggi di Venezia, no? Questa capacità veramente di essersi espansa, però per volontà di annessione in un certo senso, quindi c'è stata veramente la capacità proprio di rapportarsi con dei mondi, perché al tempo, pensiamo al tempo cosa significava. Io dico sempre, parliamo oggi di globalità, ma pensa in quegli anni cosa era, cioè questi avevano già la visione della globalità allora, e il concetto proprio di comunque anche di non lasciare indietro nessuno, credo, certo. Perché quando tu senti parlare di queste persone appunto che erano così legate, nessuno si sentiva lasciato probabilmente indietro, no? Quindi c'era una sorta di dignità per chiunque, che è un po' quello che ha diciamo dato corpo poi e forza a quella che è stata Venezia, e anche che non c'è nella globalizzazione di oggi, questa dignità. Globalizzazione di oggi, bravissimo. E anche nel concetto che effettivamente tutti parliamo Venezia, ma in realtà lei ha sempre ragionato di corpo unico come Stato veneto, e quindi non come Venezia città. Per cui io ringrazio veramente intanto il relatore, grazie mille veramente per questa bellissima lezione che ci hai tenuto, l'avvocato quindi Marco Francescon, di alto livello, ma soprattutto mi rendo sempre conto, e lo dico per ogni relatore, c'è talmente tanto da dire che non so neanche come facciate a riuscire a fare un po' di sintesi, perché è veramente un mare. D'altra parte 11 secoli sono un'infinità. Per cui veramente grazie per riuscire poi a tradurre, insomma a cercare di coinvolgerci comunque in qualche modo in tante date, in tanti anni che si susseguono e in poco tempo, perché insomma un'oretta e mezza è un tempo stringato indubbiamente, però
va benissimo così, l'importante per noi è riuscire comunque sempre a lanciare un messaggio, no? e a comunque stimolare poi la voglia di conoscere, perché ognuno poi lo potrà fare a modo suo, perché ovviamente poi la storia è una passione che ognuno di noi vive, e questo serve a instillare in noi la conoscenza, il fatto poi di darci da fare e di diventare anche curiosi, no? Perché conosciamo un po' noi stessi, conosciamo il nostro passato. Grazie anche per l'introduzione che hai fatto, perché è un'introduzione che fa capire e ribadisce ancora una volta che la storia non ha un colore, che la storia è unione per tutti noi, soprattutto che la storia sono radici, che le radici non si possono recidere e non si possono nascondere, e quindi la nostra volontà è solo di farle riemergere, di far sì che la nostra società, i nostri giovani possano in qualche modo, anche solo attraverso qualche conferenza, poter conoscere quello che veramente è stato costruito in questo splendido territorio che abbiamo la fortuna di avere ereditato, che ci è stato lasciato, e la fortuna di esserci nati, e per chi non c'è nato la fortuna di esserci arrivato e di essersi magari giustamente costruito un futuro in questo nostro territorio. Quindi grazie ancora a tutti voi, grazie ancora a Radio Veneto 1, e mi raccomando, spero, adesso abbiamo l'ultima, ahimè, conferenza che ci sarà il 2 di aprile, verrà tenuta dall'avvocato Renzo Fogliata e tratterà i temi invece della Costituzione, quindi caratteri originali ed evoluzione, per quanto riguarda proprio la Costituzione, quindi il 2 del 4. Invece io vi faccio anche un promemoria, perché marzo, mese della donna, noi abbiamo organizzato per sabato 23, quindi prossimo sabato, al Palazzo dei 300, per chi volesse passare una mattinata sempre immersi in quella che è la storia, ma dedicata alla donna. Abbiamo una conferenza con il professor Marco Zanetto, che è professore di storia e civiltà veneta anche lui, il quale ci dedica proprio una conferenza alla figura delle donne venete, non della donna, delle donne venete, che al tempo, devo dire, erano donne già molto emancipate. Un'immagine della donna a cui non siamo probabilmente abituati, o quantomeno per come ce l'hanno un po' raccontata della donna veneta, o come la vediamo spesso, ahimè, rappresentata nei film o nelle pubblicità piuttosto che nelle commedie. Quindi credo che sarà un'opportunità veramente per conoscere una figura diversa che a quei tempi già c'era. E tra l'altro all'interno di questa conferenza avremo anche un intermezzo musicale, perché avremo Giovanni Zordano, un professore di musica, che verrà e ci lascerà ascoltare con il violino dei pezzi che appunto al tempo erano stati scritti da una donna veneta, che era la Bonet, e mi pare anche qualcosa di Vivaldi, per cui sarà insomma una bella mattinata, credo un po' particolare. Chi avesse voglia, noi vi aspettiamo al Palazzo dei 300 il 23 di marzo. Ore 10:30, grazie per avermelo ricordato, 10:30, Palazzo dei 300, lì fino all'1 in realtà, io credo che per mezzogiorno e mezzo insomma si dovrebbe concludere tutto. Abbiamo tenuto dei tempi un po' limitati, anche se poi sarebbe bello magari ascoltare qualche pezzo in più musicale, ma lo facciamo proprio per spezzare a metà della conferenza, per dare un po' anche un tocco diverso. Se avete magari qualche domanda, l'avvocato Chiaro. Allora premetto subito che, non essendo professore di storia, spero di poterla soddisfare. Mi dica. Posso? Io volevo sapere solo questo: come mai la Porta San Tommaso è dedicata a un santo inglese? Allora io la ringrazio per questa domanda. San Tommaso di Becket, ucciso da Enrico II, è un santo molto molto caro a Venezia, a Treviso. Prende il nome, la porta, da una chiesa che era San Tommaso, che esisteva all'interno, fu dedicata a San Tommaso di Becket. All'inizio il podestà Paolo Nani voleva chiamarla Porta Nana, così come il Vendramì voleva chiamare l'altra porta di Santi 40, voleva chiamarla Porta Vendramina. E naturalmente Venezia non consentiva queste forme di personalizzazione, e quindi gli consentì di farci una statua sopra dedicata a San Paolo. E quindi la statua sopra alla porta di San Tommaso è San Paolo, in onore di Paolo Nani. Comunque, ripeto, San Tommaso di Becket era molto caro a Treviso e Venezia, perché Alessandro III, il Papa, che è quello che fece la pace a Venezia con Federico Barbarossa, era stato il Papa che aveva canonizzato San Tommaso di Becket. Lo aveva canonizzato, e quindi
i rapporti particolari che c'erano tra Venezia, quindi Treviso, e il Papa Alessandro III fanno sì che San Tommaso fosse un santo molto importante. 1200, Certo, e le dirò di più, se lei va a vedere il museo diocesano, lei trova una bellissima lunetta che prima era stata all'interno del Vescovado di Treviso, dove è raffigurato appunto Enrico II che col dito ordina l'uccisione di Tommaso Becket. È una lunetta che era sistemata proprio sopra la firma. La risposta è stata soddisfacente, signora. come personaggio inglese. Sì, certo. Mi pare che sia del 1518 o 16 la porta di San Tommaso, comunque nel periodo post Agnello, quando Venezia si rende conto che deve fortificare in un certo modo le città. Quindi vengono costruite le mura attuali che passano da una tipologia tipicamente da castello, ecco. Pezzi di mura scaligere si vedono ancora qua a Treviso, per andare dietro le poste, per andare verso prima del ponte sul Sile, e fa organizza queste mura e costruisce e riduce, amplia Treviso perché l'attuale città giardino era fuori. C'era l'antica porta dove adesso c'è l'incrocio tra Borgo Cavour di fronte alla biblioteca civica di Treviso, e fanno le mura classiche, basse, simili a quelle di Lucca sostanzialmente, cioè mura che sono in grado di parare i colpi di un'artiglieria che stava evolvendo, a parte il fatto che quando l'imperatore viene a vedere, viene a assistere ai lavori delle mura di Treviso, già le trova ormai già passate prima ancora che finisse la costruzione. Però noi abbiamo queste mura tipicamente inizio cinquecentesche che sono state organizzate da Treviso, da Venezia, proprio per evitare queste situazioni. C'era un canale, una serie di lavori idraulici sono stati fatti, e la famosa spianata fuori dalle mura, almeno 700-800 metri di zona libera per creare problemi eventualmente a degli assalitori. Grazie. Dopo il 1792, con l'avvento, con la sconfitta nei confronti della Francia, 1797. Scusi. Cosa resta poi di Venezia? Noi restiamo noi. Restiamo noi di Venezia. Allora, a Venezia Napoleone aveva imposto l'assunzione di un regime democratico, quindi non è che Napoleone all'inizio dopodiché naturalmente prima con i patti di Leoben e dopo con la Campoformido fa un contratto con gli austriaci, e c'è un tipico contratto inter alios, e cede Venezia. C'è un periodo, quindi brevissimo periodo a Venezia napoleonico, e seguito appunto dalla presa di possesso degli austriaci, e dopo Venezia parte un altro periodo poi francese, poi rimane nel 1797, bisogna dire la verità, quello che è giusto va detto. Venezia si arrese, forse probabilmente in modo secondo me Venezia si autosciolse in quella famosa riunione del Maggior Consiglio, quando non c'era neanche il numero legale, no? Quindi si autosciolse, stavano prendendo le decisioni per far diventare Venezia da uno Stato medioevale, sostanzialmente uno Stato democratico, come la Rivoluzione francese aveva insegnato, e furono presi dalla fretta perché avevano sentito all'esterno degli schiamazzi, sembrava che arrivassero i francesi, per cui in tutta fretta. Secondo me, se Daniele Manin avesse avuto 50 anni, il famoso eroe della rivoluzione veneziana del 1848, se fosse stato lui il doge invece che Ludovico Manin, le cose sarebbero andate diversamente, perché aveva un carattere. Io, laureato a Padova a 17 anni in giurisprudenza, Daniele Manin aveva un carattere e una capacità di contrastare e di farsi valere. Tra altre cose, in quel periodo non era ancora stato costruito il ponte.
ferroviario, mentre nel 1948 Daniele aveva il ponte ferroviario. E quindi rimane sempre una mano in bocca quando si pensa a questo modo con cui Venezia si è... certo, c'erano le truppe napoleoniche, ben poco avrebbe potuto fare, però non hanno neanche tentato, hanno subito calato le braghe e adesso poi c'è il dominio austro-ungarico, eccetera, dopodiché abbiamo il periodo della guerra del 66, i famosi plebisciti, no? E il passaggio, insomma, ahimè. Così è. Questa è la storia siamo noi. Esatto. E noi oggi continuiamo e vogliamo comunque continuare a raccontarla, poterla almeno quantomeno poterla raccontare e poterla far conoscere. Bene, se non ci sono altre domande. Ci sono qua i miei libri rimasti invenduti perché nessuno ovviamente li compra e quindi se volete ve ne faccio omaggio. Uno lo tengo io e gli altri velocemente chi vuole. L'avvocato li regala.